siamo partiti subito a buon ritmo. Abbiamo fatto la frazione di nuoto che secondo me è venuta anche molto veloce perché è finita presto. Ho fatto gran parte della gara con Giada Stegani, ci siamo aiutate molto nella frazione di bici e direi anche abbastanza ci siamo date battaglia. Una volta scese dalla bici ha subito preso un buon vantaggio in T2 facendo la transizione molto rapida, poi nei primi centinaia di metri di corsa sono riuscita ad impormi e poi il percorso era veramente difficile, muscolare, e facevo fatica a trovare il ritmo, però dai, sono contenta di aver portato la vittoria a casa. Io ho vinto quest'anno a Caorle, questa è stata la mia prima gara nel 2020 qua ad Alpago e ho fatto tutti gli anni tranne l'anno scorso, 3 anni fa ero arrivato secondo e quest'anno finalmente ho vinto. Era una gara che ci tenevo particolarmente a vincere perché, come ho detto, ho iniziato qui l'anno della quarantena e quindi sono felice.